Nuovamente ben trovati amici sportivi rossoblù, riprendiamo la linea dal campo L'Annunziata di Castiadas dove stanno per fare il loro ingresso in campo la formazione di casa, il Castiadas e la Torres in una sfida importante, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D. Sfida di bassa classifica, Castiadas 18 punti, Torres 21. Sarà da combattere quest'oggi per i rossoblù. Vi do immediatamente e nuovamente le due formazioni che stanno per entrare in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Croce della sezione di Novara. Tutto pronto. Castiadas in campo con Forzati, Pinna, Fe, Carboni, Capone, Costa, Manca, Proto, Mesina, Aiana e Figos. A disposizione di mister Puccica Idrissi, Manca, Pinna, Moi, Milani, Melis, Mela, Cocis e Camba. Torres che scende in campo con Cancelli, Peana, Riccardo Pinna, La Zazzera, Lauria, Minutolo, Sarrizzu, Piga, De Carolis, Bianco e Bilea. Dunque schiera dal primo minuto De Carolis, mister Sanna, esordio per il neo attaccante rossoblù che solo in questa gara poteva essere schierato per questioni federali. Oggi è disponibile e subito scenderà in campo. A disposizione per il tecnico ci sono Zulfas, Briukov, Periottu, Valerio, D'Alessandro, Salata, Spinola, Camilli e Saba. Dunque partiranno dalla panchina sia Camilli che Spinola e anche D'Alessandro. Intanto stanno entrando proprio in questo momento in campo le due formazioni che si apprestano a schierarsi nel cerchio di centrocampo. Dicevo, D'Alessandro che parte anche lui dalla panchina, ha avuto un problema muscolare in settimana, comunque convocato da mister Sanna. Vediamo se farà parte di questa gara, così come Valerio, anche egli alla prima convocazione, terzino proveniente dal settore giovanile del Torino e poi nella prima parte della stagione a Forlì. Squadre che si stanno salutando in mezzo al campo. Castiadas che sappiamo ha qualche assenza per infortunio, tra tutte quella di Cordeddu. Ci sono in panchina anche i due nuovi arrivati, Milani e Cocis, arrivati proprio nell'ultima sessione di mercato. Tutto pronto dunque per assistere a questa gara che, vi ricordo, è vietata ai supporters rossoblù. Abbiamo ottenuto questa deroga per poter effettuare il collegamento via radio, proprio anche in virtù di questo divieto. Torres che si schiera davanti a noi in tenuta rossoblù contro i bianchi del Castiadas. Tutto pronto per dare inizio alla sfida. Inizierà la Torres con il pallone tra i piedi, c'è Lauria. Aspettiamo il fischio del signor Croce e naturalmente vi chiediamo sempre di darci indicazioni se l'audio è a posto, se possiamo proseguire nella nostra diretta. Sta verificando il signor Croce con i suoi assistenti se può dare inizio alla gara. Dicono di sì e dunque fischio d'inizio. Ancora qualche secondo. E partiti adesso. In questo momento Torres e Castiadas in campo. Pochi intimi sulle tribune dell'Annunziata, naturalmente soltanto tifosi locali. Intanto Torres che è già avanti, il pallone arriva al portiere ed è andato giù, anche se molto distante dalla nostra postazione, è andato giù De Carolis che ha accennato una protesta, ma si prosegue. Pallone scaraventato in aria, toccato, è andato giù forse De Carolis. Riprende ora il gioco con il Castiadas che manovra da dietro. Palla in avanti per Figos, ferma tutto però Minutolo, palleggio all'indietro e palla in avanti di Peana a cercare proprio De Carolis, fermato però il giocatore rossoblù da un fuorigioco. Si ripartirà quindi con un calcio di punizione dalla metà campo dei bianchi, già battuto. Alza la testa e prova a cercare i compagni. La formazione di mister Puccica, interviene però la difesa
fallo intanto su Bilea, che è rimasto a terra. Fischia adesso il direttore di gara, stava liberando del pallone Bilea, quest'oggi con l'inconsueto numero 11 Daniel Bilea. Si è ripartiti già con il calcio di punizione, pallone tra i piedi di Minutolo che smista per Peana, lancio di Peana in avanti a cercare Sarrizzu che controlla, mette giù e poi serve all'indietro per Lauria, ancora Peana, Minutolo, a Zazzera, ancora per Minutolo, attraversa il campo Minutolo, poi però non trova compagni, ruba palla e le Castiadas che può ripartire sulla destra, ma arriva velocissimo Riccardo Pinna che prova ad evitare calcio d'angolo, ci riesce. Lancio lunghissimo di Pinna, rimane in campo il pallone sull'out di sinistra, deve ripartire dalla difesa il Castiadas. Pallone intercettato da Bilea sul tentativo di cambio campo e può ripartire la Torres sulla destra con Sarrizzu. Va Sarrizzu sulla destra, entra in area Sarrizzu, cambio passo Sarrizzu e c'è la parata del portiere. Palla in angolo, prima conclusione dell'incontro con Sarrizzu. Tratto in area, concluso, Forzati ha messo in angolo, anche primo angolo della partita. Subito sul pallone Piga, basso il corner battuto da Piga, la difesa mette ancora fuori, ma riesce la Torres ancora a manovrare, palla dentro di Bilea, viene respinta però dalla difesa del Castiadas, ancora un colpo di testa dei padroni di casa, ma arriva poi Lauria, bravissimo a rubar palla a Figos che stava tentando una ripartenza, bloccata sul nascere. Torres subito aggressiva in questi primi minuti. Siamo al terzo del primo tempo, l'unica conclusione fin qui quella di Sarrizzu, è stata, attenzione, c'è un fallo qui per la Torres, è andato giù su un intervento abbastanza duro, ma si rialza, vediamo di chi si tratta, un giocatore della Torres. Ancora Bilea, ci sarà calcio di punizione sulla tre quarti, sull'auto di destra. Dunque, prima conclusione, abbiamo detto Sarrizzu pericolosissima con Forzati che ha dovuto mettere in calcio d'angolo. Adesso seguiamo questo calcio di punizione, sul pallone c'è Lauria. Si sistemano i giocatori rossoblu, chiama lo schema Sarrizzu. Lauria a cercare Bianco, ma non lo trova, c'è il colpo di testa di De Carolis che prolunga la traiettoria, poi non riesce a tenere in campo il pallone Bianco. Rimessa laterale per il Castiadas. Rimane lì però la Torres, è tutta nella metà campo della formazione di casa. Minuto lo va ad anticipare, riesce ad anticipare Mesina, quindi ancora manovra per la Torres, riparte con Peana, palla in avanti a cercare De Carolis, spinto, qua c'era un fallo evidentissimo, lascia proseguire il direttore di gara, ma rimane a terra De Carolis, ma è stato spinto, è evidente il fallo, spinto sulla schiena, gli è andato giù, protestano i giocatori rossoblù. Va il capitano, quest'oggi Stefano Sarrizzu, capitano della Torres, va a protestare per il fallo non ravvisato dal signor Croce. Il Castiadas ha messo fuori il pallone per soccorrere De Carolis che si è rialzato nel frattempo. Restituisce il pallone Piga, si riparte da Forzati. Portiere esperto del Castiadas, in panchina c'è il numero 12 Idrissi, classe 2000. Ci sono 4 fuori quota in campo per formazione di casa. E lo stesso è per la Torres. Sono tanti però i fuori quota nelle 2 panchine. Sicuramente di più quelli del Castiadas che hanno soltanto Milani e
Cocis come giocatori over. D'Alessandro abbiamo detto Spinola e Camilli per la Torres, le armi a disposizione eventualmente. Tanto ancora Torres che manovra, non ci arriva Sarrizzo che si era spostato sulla sinistra, va a cercare di rubar palla a Piga, ci riesce ma solo per qualche secondo. Ancora la Zazzera che ruba palla, l'arbitro vede però il fallo qui sulla linea di metà campo di la Zazzera. Punizione per il Castiadas, davanti proprio alla panchina dove staziona il tecnico Rosolino Puccica. Calcio di punizione, abbiamo detto, dalla metà campo, palla messa al limite dell'area, tocca di testa Figos, però è ottimo l'intervento di Bilea che riparte sulla destra. Va Bilea da solo, ancora guadagna metri Bilea, ancora Bilea, prova la conclusione, ha fatto tutto il campo Daniel Bilea, tentato poi una conclusione che però è terminata abbondantemente al lato della porta di Forzati, sia a dire intanto mister Puccica, perché ha avuto libertà di azione il terzino rossoblù, che ha tentato di fare un po' tutto da solo, ma ha trovato spazio e poi ha provato anche a concludere, ha un ottimo destro, tra l'altro Bilea. Si riparte dal rinvio di Forzati, tanto si sta alzando anche un po' di vento, fortunatamente la giornata è soleggiata qui sul campo del Castiadas. Ottima l'azione di la Zazzera che mette giù, serve Peana, riparte la Torres, sta facendo la partita questi primi minuti. Settimo corso del primo tempo, palla per Cancelli, si riparte dal portiere, ancora la Zazzera, ancora Cancelli, arriva Lauria a prendere il pallone, lancio di Lauria a cercare le punte e poi si combatte in mezzo al campo, un rimpallo, il pallone che arriva in area dove c'è Cancelli però che recupera e può giocare con la Zazzera. Ancora Minutolo, un po' chiusa la formazione di casa, ancora Torres che fa il suo classico giro palla, Minutolo, Peana, ancora Minutolo sulla sinistra ora per la Zazzera, lancio lungo a cercare Sarrizzu che deve fare una diagonale, vediamo se arriva, no, perché c'è un fuorigioco fischiato proprio a Sarrizzu. Si ripartirà da questo calcio di punizione battuto da Forzati. Va a saltare la Zazzera che mette in fallo laterale sul tentativo del Castiadas di mettere il pallone in profondità. Ancora fuori il pallone sull'intervento di Bianco. Torres che quest'oggi si presenta con un modulo diverso rispetto alle altre gare, un 4-4-2. Vediamo se sarà una soluzione positiva. Le due punte sono Sarrizzo e De Carolis. Tanto pallone, tentativo di Peana ribattuto in fallo laterale in favore ancora dei rossoblù, già battuto Lauria, ancora Peana che allunga dall'altra parte per la Zazzera che ha un po' di spazio, può avanzare, pallone per Sarrizzu, chiuso Sarrizzu, deve ancora mettere all'indietro, Minutolo, cerca spazio ora la Torres, Peana, lancio in avanti a cercare De Carolis, non ci arriva però, troppo lungo il pallone, termina fra le braccia di Forzati. Abbiamo detto comunque la Torres si sta facendo la partita, Castiadas ora è in possesso del pallone, prova ad avanzare a Iana, c'è un fallo di Bianco su di lui. Siamo comunque ancora nella metà campo dei bianchi, poco prima della linea. Palla all'indietro. Carboni sulla sinistra. Lancio in avanti a cercare Figos, lascia scorrere Figos ma non si intende con Mesina. E il pallone arriva tranquillamente tra i piedi di Cancelli che può di nuovo dare avvio all'azione con la Zazzera. Sarrizzu riceve, si deve girare, stava cercando in avanti compagni ma non l'ha trovati Sarrizzu.
ancora il Cassiadas che può manovrare, prova a superare la metà campo, lancio sulla destra, termina in fallo laterale ancora Cassiadas, lascia la sfera per il compagno, l'esterno di casa. Pallone ancora messo in fallo laterale da Minutolo sul tentativo di Figos. Sta guadagnando metri adesso il Cassiadas. Riceve Mesina, palla dall'altra parte dove arriva Pinna che controlla tranquillamente il pallone, che termina in fallo laterale. Sarà rosso-blu la rimessa. La Zazzera va a prendere il pallone. Sull'out di sinistra a cercare Sarrizzu, riesce Sarrizzu di testa a prolungare la traiettoria, poi controlla però il difensore del Cassiadas. Il pallone termina fuori davanti alla panchina di Mister Sanna. Rimessa già effettuata, vanno in due qui Minutolo e Lauria, ma il pallone ancora della Torres, poi Piga prova a rinviare, c'è il tocco di Proto. Palla in fallo laterale ancora la Zazzera, cercare questa volta De Carolis di petto a servire Piga, che poi subito la vuole mettere in avanti ma sbaglia. Carlo Piga, il pallone termina direttamente ancora in fallo laterale. Cerca compagni liberi. Pallone in avanti, c'è Minutolo di testa, la mette in avanti Minutolo, va Sarrizzu, riesce a servire De Carolis, ma ancora una volta viene fischiato un fuorigioco. Probabilmente sul tentativo di Minutolo di testa di servire in avanti Sarrizzu, il numero 7 rosso-blu si trovava oltre i giocatori di casa. Già battuto il calcio di punizione. Manovra sulla destra adesso il Cassiadas, palla ancora per Proto, poi servizio di Mesina, tutto dall'altra parte, mette a terra il giocatore del Cassiadas, probabilmente Aiana, non abbiamo visto male, ma non riesce a controllare il pallone. Termina tra le braccia di Cancelli. Va Cancelli per il rinvio, si prende tutto il tempo Cancelli. Palla in avanti, ancora a cercare De Carolis, ancora spinto di schiena e va giù, protesta, ma nulla da fare. Evidentemente questi sono falli che il direttore di gara non ritiene. Qua c'è un altro fallo, qui questa volta fischia. Lo stanno un po' attaccando in maniera più veemente i giocatori del Cassiadas. De Carolis si adira un po' per questo fallo. Questa volta l'arbitro però ha visto e ha fischiato. Calcio di punizione. Sull'out di destra, sempre dalla tre quarti, Lauria, piana per Bilea. Bilea che mette al centro, traversa della Torres. Ancora pallone, però termina, vediamo un po' se è in angolo o sul fondo. È stata un'azione un po' confusa, no, è sul fondo il pallone. C'è stato un cross di Bilea, probabilmente deviato, non abbiamo visto bene da chi. Il pallone è terminato sulla traversa. Siamo al 15° nel corso del primo tempo, ancora Torres pericolosissima su questa azione, bella, veloce, rapida sulla destra con il servizio per Bilea che ha messo dentro un buon pallone. Vedremo dalle immagini se è deviato da un giocatore rossoblu o da un difensore. Comunque il pallone sicuramente ha toccato la traversa, forzati battuto. Poi l'azione è proseguita, ma probabilmente c'è stato un altro tocco dei rossoblu e l'assistente ha decretato il rinvio da fondo. Intanto combatte bene Bilea, abilissimo. Qua c'è un fallo anche su Sarrizzu, non fischia l'arbitro, si è fatto male Sarrizzu, che ha preso un colpo in faccia. Direttore di gara un po' all'inglese. Rimane a terra Sarrizzu. Un scontro di gioco sicuramente fortuito, ma è andato giù Sarrizzu, che tra l'altro è ex proprio del Cassiadas.
si rialza fortunatamente Sarrizzo, che ha preso un colpo al volto, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire. Poi adesso naturalmente il pallone è stato messo fuori da informazione di casa e sarà restituita proprio da Sarrizzo. Si riparte da Forzati. Abbiamo detto, abbiamo una postazione un po' sfortunata per quanto riguarda la visione proprio del campo. Pallone intanto termina fuori sul tentativo del Castiadas di servire in avanti Figos. Va la Zazzera per la rimessa. In avanti per Riccardo Pinna. Ancora testa di Minutolo, mettere in avanti. Qua ancora c'è un fallo su Sarrizzo, ma l'arbitro lascia proseguire. Stanno picchiando davvero i giocatori del Castiadas. Rimane a terra Sarrizzo, costretto a mettere fuori Peana. Colpito alla schiena Sarrizzo. Si adira anche in questa occasione Sarrizzo, ma giustamente l'abbiamo visto, questa era proprio davanti a noi, questa azione. Tanti colpi da dietro, quando i giocatori magari sono in volo. Caduto anche in questo caso non benissimo Sarrizzo, che fortunatamente si rialza. L'arbitro va a redarguire i giocatori dello Rossoblu che si stanno avvicinati a lui. Tanto abbiamo detto, pallone è stato messo fuori dalla Torres e sarà dunque restituito, e così è. Dal Castiadas si riparte da Cancelli, Minutolo, sicuramente aggressivi per quanto riguarda l'azione difensiva, giocatori di casa. Intanto pallone che arriva proprio a Sarrizzo in aria, mette giù, palla al centro, riesce però la difesa a liberare, era ben appostato De Carolis, ancora Torres però ruba palla, Peana resiste anche all'attacco del numero 6 Costa, ottiene un fallo laterale, rubato palla sulla tre quarti Peana, ora riprende la sua posizione all'indietro. Torres è in avanti, pallone messo al centro, non ci arriva Minutolo e allora libera la difesa. La Zazzera di testa a servire ancora Bilea, è rimasto a terra però, vediamo chi. Abbiamo sentito un gomito, attenzione, sicuramente un altro colpo proibito perché è un giocatore rossoblu. Attenzione, Minutolo che ha un problema cronico al gomito. Abbiamo sempre visto con la consueta fasciatura. Stanno chiamando il medico perché è successo qualcosa al braccio di Minutolo quando è andato a saltare, forse è caduto male. Sta arrivando il dottore. Vediamo se sarà costretto a chiedere il cambio mister Sanna o se potrà proseguire Cataldo Minutolo. Abbiamo sentito chiaramente il gomito che è un suo problema, si porta avanti da tempo. Gioca spesso infatti con la fasciatura. Cataldo Minutolo probabilmente è caduto male nell'azione precedente quando è andato poi a colpire di testa. Vediamo. Tanto sta uscendo con il medico Cataldo Minutolo, si tocca però dolorante. Vediamo se ci sarà il cambio oppure no. Torres momentaneamente in 10 quando siamo al 20° nel corso del primo tempo. Abbiamo già assistito a 2 tentativi pericolosi della formazione rossoblu, con la conclusione di Sarrizzo dopo 3 minuti, la respinta in angolo di Forzati e poco dopo un altro tentativo con il cross di Bilea deviato sulla traversa. Intanto riparte il Castiadas, Torres che ora deve tenere perché sta giocando in 10 e senza il proprio difensore, però sbaglia tutto il Castiadas, pallone che arriva sul fondo. Ancora fuori dal campo Cataldo Minutolo, si è infortunato qualche istante fa, vediamo se potrà proseguire. Intanto ci sarà il rinvio da parte di Cancelli.
spero mi sentiate. Sta alzando un po' di vento. Vediamo di coprire il microfono. Intanto il rinvio effettuato da parte di Cancelli, pallone che arriva tra i piedi di Sarrizzu che subito mette in movimento De Carolis. Questa volta non è in fuorigioco al giocatore rossoblu. Nulla da fare però sul tentativo di cross, tiro cross di De Carolis che termina sul fondo. Vediamo se riuscirà Minutolo, che ancora è alle prese con il gomito. Stanno scaldando comunque nella panchina rossoblu. Per quello che possiamo vedere da questa postazione è lontana la panchina dalla nostra visuale, ma non è ancora entrato in campo Minutolo, quindi Torres che gioca ancora in 10. Va Sarrizzo a tentare di prendere di testa questo pallone, non ci arriva, poi però arriva Bianco ad aprire sulla sinistra, il pallone è deviato e dunque la rimessa sarà in favore della Torres. Rientra in campo in questo momento Cataldo Minutolo. Questa è un'ottima notizia perché non è niente di grave per lui. Quindi ripristinata la parità numerica degli uomini in campo, tornato al suo posto Minutolo. Palla per la Zazzera. La Zazzera ancora all'indietro per Minutolo che riceve palla ora Lauria. Giro palla ancora con Peana per vie orizzontali, ancora sulla Zazzera. Avanza la Zazzera, tiene possesso del pallone, poi va giù, c'è il fallo su di lui. Calcio di punizione in favore della Torres, siamo sulla tre quarti, questa volta sull'out di sinistra. Va sul pallone, Lauria per mettere in mezzo e salgono tutti i rossoblu, compreso proprio Minutolo. Pallone che sarà ovviamente messo in area. Si preparano per questa azione, palla dentro e arriva direttamente tra le mani di Forzati che deve respingere con i pugni e poi allontana la difesa del Castiadas. Pallone diretto in porta di Lauria, è uscito con i pugni Forzati. Rimessa effettuata per la Torres. Ancora rimessa. 23esimo corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Castiadas, anzi tra Castiadas e Torres, ma sono stati solo i rossoblu a fare la partita finora. Va Riccardo Pinna per questa rimessa laterale, pallone in avanti a cercare Sarrizzu, non ci arriva però Sarrizzu. Rimane lì però la Torres che è tutta nella metà campo del Castiadas, che sta badando un po' più a difendersi che ad attaccare. Ok, mi dite che l'audio va bene, proseguiamo. Colpo di testa di Riccardo Pinna, ancora a mettere in fallo laterale, ma siamo sempre nella metà campo del Castiadas. Pallone ora, tentativo perlomeno di Mesina di mettere in avanti, ma è stato bravissimo la Zazzera. Pallone è uscito qua e dunque sarà rimessa ancora per i rossoblu con la Zazzera. Si sta giocando molto sulla fascia sinistra questi ultimi minuti, mentre si è partiti con le discese di Bilea nella prima parte di gara. Ancora Minutolo, colpire di testa, recupera palla però il Castiadas, attenzione, una serie di rimpalli e poi riesce però a uscirne formazione rossoblu, il lancio di Peana in avanti, arriva benissimo Bilea che prova, attenzione, la pallonata in faccia per lui sulla respinta dei giocatori del Castiadas. Ovviamente anche questo era involontario perché è andato a respingere Capone, voleva allontanare il pallone, ha preso in pieno Bilea che stava arrivando in corsa, l'ha preso proprio in piena faccia. Il pallone è stato messo fuori dai giocatori di casa, si rialza Bilea. Soltanto una botta per lui. Quindi si ripartirà con il pallone restituito da Capitan Sarrizzu a Forzati. Parte ancora dalla difesa la manovra, ma attacca bene De Carolis e poi l'arbitro però fischia il fallo perché aveva quasi rubato palla De Carolis. Attenzione, subito battuto il calcio di punizione
parte della formazione di casa, pallone ancora all'indietro, si riparte dalla difesa, vede partire, lo serve, manca, ma c'è Riccardo Pinna che controlla bene, pallone termina, fallo laterale. Era partito Manca che aveva tagliato verso l'area sul lancio, ma intuito tutto Riccardo Pinna, il pallone è uscito. E ora sarà rimessa in favore della Torres, ancora con la Zazzera, pallone a cercare De Carolis, va a rubar palla proprio De Carolis e poi va giù Bianco, maglia tirata anche, calcio di punizione per la Torres. Torres che fa subito pressing sui portatori di palla del Castiadas, spesso riesce a rubare e a ripartire. Peana dall'altra parte per la Zazzera, palla sulla sinistra la Zazzera, servire Pinna che vede, serve questa volta tutto a sinistra Sarrizzu, tiene l'angolo Sarrizzu sul suo cross, corner a favore dei rossoblù. Andiamo a seguire, lo siamo al 27esimo corso del primo tempo, 0-0 tra Castiadas e Torres. Seguiamo questo calcio d'angolo e salgono naturalmente le torri, tra cui anche Minutolo. Palla sul secondo palo, tenta la rovesciata De Carolis e poi davanti alla porta non riesce a mettere dentro Minutolo. C'è stata la rovesciata di De Carolis, pallone che è passato proprio, anzi ha sbattuto forse sulla gamba di Minutolo che era a mezzo metro dalla porta. Occasione d'oro per la Torres al 28esimo, pallone finito alto sopra la traversa. Si riparte da Forzati, sono già 3 occasioni per la Torres. Quando ci avviciniamo alla prima mezz'ora di gioco, tanto mette fallo Piga che spinge vistosamente l'avversario, dunque calcio di punizione in favore del Castiadas, proprio sulla linea di metà campo. Palla che sarà messa in aria e così arriva però di testa Peana ad allontanare, ancora un pallone scaraventato in avanti, va Minutolo a saltare, poi va la Zazzera a saltare, attenzione però, il pallone rimane lì e poi alla fine allontana la Zazzera che tira un urlo incredibile perché viene colpito, rimane a terra. Minutolo intanto fa cenno alla panchina che non ce la fa, chiede il cambio Cataldo Minutolo al 29esimo, ha detto non ce la faccio, forse il dolore è troppo forte. Sta toccando ancora il dolorante Cataldo Minutolo, dunque primo cambio della partita. Vediamo chi sarà ad entrare in campo, non lo vediamo da qui, ma tra poco lo vedremo. Ascià, la sua posizione di difesa Minutolo, deve abbandonare la sfida dopo il problema al braccio. Allora, in campo c'è Spinola, quindi si deve risistemare tutta la formazione rossoblù con Peana e la Zazzera centrali, Bilea sulla destra, attenzione intanto a Sarrizzu, palla in mezzo! Non ci arriva per un soffio. Vediamo di chi si tratta, si sono tra l'altro scontrati Forzati con forse De Carolis, se non abbiamo visto male. Sull'uscita di Forzati ha provato a metterci il piede in scivolata De Carolis che si è rialzato, sta rialzando anche Forzati. Cross in aria di Sarrizzu, rasoterra. È andato De Carolis a tentare l'impatto col pallone sull'uscita di Forzati, il pallone è terminato fuori. Spinola intanto si è sistemato proprio a ridosso delle due punte che sono proprio Sarrizzu e De Carolis. Si riparte con il rinvio da
fondo campo di Forzati, un'altra occasione per la Torres, superata la mezz'ora, 31esimo, 0-0 tra Cassiadas e Torres, a saltare Lauria, poi la Zazzara sempre puntuale, riesce ad allontanare, si combatte in mezzo al campo, va Spinola che commette fallo, calcio di punizione a favore del Cassiadas. Attenzione sulla sinistra, pallone per padroni di casa, trovano libero, manca sulla destra, però arriva subito Riccardo Pinna a bloccare qualsiasi velleità del numero 7, classe 99, manca. La rimessa laterale però è del Cassiadas. Ancora Pinna che riesce a allontanare, poi il pallone termina però tra i piedi del numero 2 Pinna, anche egli, ma del Cassiadas, e poi tentativo di cross e poi il pallone viene allontanato dalla difesa della Torres. Sfera arriva adesso tra le braccia di Forzati che fa riprendere il gioco con i suoi centrali. Palla recuperata in mezzo al campo dalla Torres, ancora Lauria, Spinola cerca la triangolazione proprio con Lauria, recupera palla per un secondo però De Carolis. Ancora Cassiadas che manovra sulla destra questa volta. Va Bianco però benissimo a rubar palla e poi c'è un fallo evidentissimo, non visto anche questa volta dall'arbitro. Bianco bloccato, aveva il pallone tra i piedi, può ancora manovrare il Cassiadas, questa volta sulla sinistra, va sul fondo, pallone messo al centro, ma c'è Sarrizzo addirittura a fermare tutto e può far ripartire Spinola sulla destra, era rimasto l'unico avanzato dei suoi. In mezzo c'è De Carolis, non riesce il passaggio di Spinola a De Carolis che era lanciato a rete. Qua c'è un fallo in mezzo al campo, brutto, ancora ai danni di Bianco. Niente da fare, si prosegue perché il pallone tra i piedi dei rossoblù. Contropiede velocissimo di Spinola che aveva libero De Carolis. Il suo passaggio però è stato intercettato. Aveva metri a disposizione De Carolis e la possibilità di andare in porta. Siamo al 33esimo. Francesco Bianco intanto si tocca perché aveva subito un brutto fallo in mezzo al campo. L'arbitro ha lasciato proseguire in questo caso per il vantaggio. Intanto c'è un calcio di punizione ancora a favore della Torres, l'abbiamo visto adesso perché abbiamo un palo davanti. Sul pallone c'è Spinola, quindi tutti in avanti i rossoblù, tutti ovviamente tranne Cataldo Minutolo che è il giocatore più alto, che però è stato costretto a uscire qualche minuto fa. Pallone che sarà messo in aria da Spinola. Pallone però è ribattuto dall'unico giocatore in barriera, Fe. Dunque sarà rimessa laterale. Non è riuscito a alzare la sfera Spinola, mettere in aria. Rimessa laterale effettuata, pallone per Spinola. Perde palla Spinola, la rimessa sarà del Cassiadas nei pressi della bandierina. 34esimo, 0-0 tra Cassiadas e Torres, ma le 4 azioni pericolose sono tutte rossoblù. Tanto Peana che butta il pallone in avanti a cercare De Carolis, viene anticipato il giocatore della Torres, il pallone finisce in fallo laterale, c'è Bilea per la rimessa. Rimessa effettuata proprio tra i piedi di De Carolis che serve Bianco, tentativo poi di cross, il pallone ancora allontanato dalla difesa, però sui piedi di Peana che serve Lauria, ancora Peana, tutta la Torres in avanti con il Cassiadas che si difende. Pinna ora prova a mettere in avanti per i suoi attaccanti ma sbaglia, tenta la ripartenza il Cassiadas, c'è in anticipo però Cancelli sul numero 9 Mesina che ha provato a raggiungere il pallone messo in avanti un po' alla cieca, tanto però recupera ancora palla il Cassiadas che però la butta in avanti senza guardare troppo a quello che accade. Intanto Piga attaccato, perde palla anche lui e ora può provarci il Cassiadas sulla destra. Attenzione, pallone messo in aria, non ci arriva Peana, poi ancora il tentativo dall'altra parte di cross di Proto ma termina tra le mani di Cancelli. Bianco ora riparte
Questa forse è l'unica azione in cui il Castiada si è reso un po' più pericoloso. 36esimo, Lauria. Peana sta chiedendo ai suoi di essere un po' più aggressivi, mister Puccica, infatti stanno avanzando di qualche metro i giocatori del Castiadas, che ora vanno a pressare i portatori di palla rossoblu. La rimessa già effettuata da Bilea. Lauria che gli restituisce il pallone, palla in avanti di Bilea, cercare De Carolis, va a terra il giocatore che è il suo diretto avversario, quello che prima l'ha buttato giù un paio di volte, che ora sta rantolando per terra. De Carolis fa cenno di non averlo proprio toccato, ma fa entrare sanitari il direttore di gara, sentiamo lamentarsi, probabilmente manca il numero 7. Ammonito intanto De Carolis, probabilmente per proteste. Sì, ammonito De Carolis al 37esimo, nel primo giallo della gara, forse per proteste. Intanto sta iniziando un battibecco con un po' di giocatori che alla fine però si tranquillizzano. È rimasto a terra il giocatore del Castiadas. Abbiamo detto ci sono stato un paio però di interventi abbastanza duri. Ancora si discute in mezzo al campo. E gioco ancora fermo. 37esimo, 0-0 tra Castiadas e Torres. Abbiamo detto sicuramente buone occasioni per i rossoblu che stanno facendo la partita, stanno facendo una buona partita. È cambiata un po' anche la formazione dopo l'uscita di Minutolo. È stato costretto mister Sanna a mettere subito in campo Spinola, che probabilmente voleva utilizzare più avanti in corso gara, ma ha dovuto rivedere un po' le sue previsioni iniziali per il fallo subito diciamo per il contrasto. Non abbiamo visto bene, si trovava in area Minutolo, ha saltato, forse è caduto male il giocatore rossoblu, che comunque è stato costretto a uscire per un problema al gomito. Si rialza finalmente il giocatore del Castiadas. Si ripartirà con un calcio di punizione a favore dei padroni di casa, sempre dalla propria metà campo. Vediamo se sarà scaraventato il pallone verso, sì, in avanti con un colpo di testa. Qui si lamenta anche il giocatore colpito di aver subito fallo, ma lascia proseguire l'arbitro. Il pallone termina sul fondo, quindi Cancelli per la rimessa. Si sblocca il risultato 0-0. Va Cancelli, palla in avanti, recupera Lauria sulla seconda palla, poi un tocco di un giocatore del Castiadas, il pallone che termina in fallo laterale però in favore dei rossoblu con Riccardo Pinna, che sceglie la soluzione in avanti. De Carolis allunga bene il pallone a cercare Sarrizzo, che mette giù, va Spinola che non ci arriva però in questo caso. Ancora Lauria, molto combattivo quest'oggi. Riparte però il Castiada sulla destra, c'è la Zazzera, sono in due, anzi arriva anche Lauria che ruba bene il pallone senza commettere fallo, poi però lo mette in avanti dove c'è Proto che non controlla bene. Allora De Carolis può servire in avanti per Sarrizzu, che viene fermato in fallo laterale. È stata subito la ripartenza dei rossoblu. Ottima l'azione difensiva di Lauria, che è andato ad aiutare la Zazzera ed è riuscito poi ad alimentare l'azione in avanti. Ancora Torres con Peana che va a cercare Sarrizzu, lo trova adesso Piga. Sarrizzu tutto a sinistra, punta all'uomo, prova ad andare sul fondo Sarrizzu, niente da fare, perde il passo, il pallone termina sul fondo.
quando siamo al 40esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Castiadas e Torres. Torres che ha fatto molto di più della formazione di casa, sicuramente. Segnaliamo anche una traversa, una parata, anzi una respinta di Forzati sul tiro di Sarrizzu. Pallone in avanti di Piga, ribattuto, ancora Lauria che prova a mettere in avanti, riesce però il Castiadas a intercettare, a ripartire con Fe, che è uno degli ultimi arrivati, casa bianco-verde. Manovrano ancora i giocatori di casa, c'è Figos sulla destra, Figos colpisce sulla schiena la Zazzera, pallone termina in fallo laterale. Siamo in zona d'attacco per il Castiadas con il numero 2 Pinna. La mette lunga, va a saltare bene però Lauria e poi allontana ottimamente Bianco. Ancora De Carolis che va giù, riesce in qualche modo a colpire cercando di servire Sarrizzu, poi però riesce la difesa del Castiadas a interrompere l'azione. Pallone ancora in avanti, Figos con Mesina, la Zazzera, c'è il fallo fischiato contro il Castiadas, è andato a terra numero 9 Mesina che aveva spinto la Zazzera. Cancelli per Bilea, mette giù. Fa ribattere il direttore di gara. Allora, ancora Cancelli che questa volta sceglie la soluzione lunga, 42esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Castiadas e Torres. Cancelli lungo, cercare la testa di De Carolis, tocca De Carolis ma Sarrizzu si era buttato dall'altra parte. Recupera un buon pallone però Lauria in mezzo al campo, può far ripartire la Torres. Bilea, ancora Lauria, si gira, trova la Zazzera sulla sinistra, giro palla, Peana, Cancelli, Lauria, ancora Peana, va Peana a cercare la corsa di De Carolis sulla destra, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo De Carolis, sì, ottiene anche un fallo laterale nei pressi della bandierina. Torres che ora ovviamente avanza, conquista metri, va a prendere il pallone Bilea, palla per De Carolis, la conclusione bellissima di De Carolis, subito la respinta di Forzati, abbiamo detto subito la conclusione di De Carolis che ha ricevuto una girata molto bella. Forzati non si è fatto sorprendere, il pallone in calcio d'angolo quando siamo al 44esimo, ancora pericolosissima la Torres sulla conclusione in porta di De Carolis. Va ora Bilea che serve Sarrizzu, al limite dell'area Sarrizzu, la conclusione però è smorzata, non riesce a impensierire Forzati che è stato bravissimo qualche secondo fa sulla girata immediata di De Carolis che non ha perso tempo, ha ricevuto e subito ha cercato la porta. Forzati ha dovuto respingere in angolo, nulla da fare, si riparte proprio da Forzati, pallone che filtra ma c'è sempre Lauria a sostegno della difesa, pallone ancora messo in avanti dalla Torres, c'è Bianco che mette giù, Spinola, Piga ancora per Spinola, Spinola che vede e serve in fuorigioco però Bianco, peccato, era un'azione splendida, aveva anche messo in porta Bianco che non si era accorto del fischio. Azione perfetta, tutta di prima della Torres, viene bloccata però sull'ultimo passaggio per Francesco Bianco. Lo scocca adesso il 45esimo, ancora 0-0. La Torres che sta giocando bene, non soltanto con aggressività ma bene anche tecnicamente. Pallone all'indietro, c'è Peana a controllare, va anche giù, no, incredibile, qua viene buttato giù Peana quando stava controllando il pallone che uscisse sul fondo.
L'arbitro dice che si è trascinato il pallone in calcio d'angolo e dunque sarà corner per il Castiadas. E qui una decisione un po' rivedibile da parte del direttore di gara. Intanto seguiamo questo corner per il Castiadas, palla in mezzo, non ci arriva nessuno, la palla scivola da tutt'altra parte senza che nessuno possa toccarla. Dunque sarà rimessa laterale in favore della Torres. Sta guardando il suo cronometro il direttore di gara. Pinna che la butta in avanti, fallo laterale ancora però per il Castiadas. Continua a giocare, probabilmente siamo nel recupero, ci sarà un po' di recupero perché il gioco si è fermato diverse volte per i due infortuni. Intanto attenzione, pericolosissimo Fe, che il pallone è filtrato in aria, si è girato, ha tirato ed è stato provvidenziale Cancelli che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Pericolosissimo il Castiadas qui con Fe che si è girato e ha tirato in porta, ma Cancelli non si è fatto sorprendere, è stato bravissimo, respinta con i piedi del numero 1 rossoblu. Attenzione, seguiamo anche questo calcio d'angolo, sta svegliando ora il Castiadas. Questi ultimi minuti, attenzione, il pallone arriva dall'altra parte, c'è ancora corner. Pallone messo in calcio d'angolo da Peana. Stavolta dall'altra parte. Si è svegliato negli ultimi minuti il Castiadas dopo un primo tempo tutto a favore della Torres. Attenzione. C'è Ayana, questa volta dalla sinistra. Palla messa dentro, ma Sarrizzo bravissimo. Il pallone viene messo fuori. Adesso arriva il duplice fischio da parte del signor Croce della sezione di Novara. E dunque termina qui il primo tempo tra Castiadas e Torres. Primi 45 minuti in cui la Torres ha dato tantissimo e ha giocato molto bene, creando anche diverse azioni da gol. Ne abbiamo contate almeno 5. Ultimi minuti del tempo invece con un Castiadas che si è reso pericoloso, soprattutto con la conclusione del numero 3 Fe, con un pallone messo in aria, si è girato, ha controllato, si è girato Fe ed è stato bravissimo, provvidenziale Fabio Cancelli che ha salvato la porta rossoblu. E ora si va all'intervallo, naturalmente con la speranza che il risultato possa cambiare in favore della Torres. Ricordo anche che c'è stato il primo cambio della gara con Spinola che ha preso il posto di Minutolo. Minutolo infortunato, ha dovuto lasciare il campo per un problema al braccio. Minutolo che abbiamo detto soffre di un problema cronico al gomito e quando ci sono azioni in cui magari cade male o è contrastato in maniera più violenta subisce il colpo e dunque Torres che ha dovuto cambiare un po' la propria impostazione, è partita con un 4-4-2, ha cambiato con Spinola dietro le punte che quest'oggi sono Sarrizzu e il neoarrivato De Carolis. Dunque vi lasciamo per qualche minuto e riprenderemo la linea per il secondo tempo della gara tra pochissimo quando vedremo le squadre riscendere in campo. Grazie per il momento, a tra poco.